Buonasera, le principali notizie. Mattarella in Sicilia, il Presidente della Repubblica in mattinata a Niscemi per un sopralluogo nella zona rossa e poi in visita nella scuola elementare che ospita gli alunni dei plessi inagibili. Nel pomeriggio a Palermo per partecipare a un convegno con gli avvocati. A Palermo Tangenti per gestire le salme nell'ospedale Cervello. Dopo gli arresti domiciliari per 3 dipendenti della Camera Mortuaria arrivano ora altre 4 misure cautelari per impresari e referenti di pompe funebri. A Trapani l'ex senatore Papania ha rinviato a giudizio con altri 9 indagati. L'inchiesta per la truffa sui fondi europei destinati ai corsi di formazione. Secondo gli investigatori, i soldi servirono per assumere come tutor e docenti figli e parenti di politici. A Catania arriva l'onda verde, semafori sincronizzati via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province, teatro di gravi incidenti. Da oggi in strada i vigili urbani in monopattino. Ad Agrigento la petizione per l'acqua, Canicattì pronta una denuncia collettiva per protestare contro i rubinetti a secco. Calcio, il Palermo vola in casa, rilancia la sua candidatura per la promozione diretta in Serie A domenica. Pescara, altra occasione per proseguire il volo. Il Catania aspetta il big match dopo la vittoria col Giuliano, rossazzurri attesi da 3 partite decisive in 9 giorni. Buonasera, e dunque la visita del presidente Mattarella a Niscemi, città ferita dalla frana, le voci degli sfollati, l'appello a non lasciare solo un territorio. Intanto sono stati recuperati 350 libri della biblioteca in bilico sulla frana. Gerri Italia. Un applauso lungo, caldo e ininterrotto ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato per testimoniare la vicinanza dello Stato a una comunità, quella di Niscemi, travolta da una frana che ha spezzato quartieri, case e vite. La visita inizia dall'alto e in elicottero Mattarella sorvola l'area colpita per rendersi conto dell'estensione dei danni, poi l'ispezione nella zona rossa, il perimetro dove il terreno ha ceduto e dove oggi restano solo macerie, transenne e silenzio. In piazza davanti al municipio lo attende una folla composta ma carica di emozione. Grazie Presidente, gridano in coro, e tra le strette di mano e gli sguardi si leva anche un appello: non si dimentichi di noi. Tra i volti segnati dal dolore c'è quello di Roxana. La sua casa si trovava a pochi metri dal baratro aperto dalla frana. Oggi vive ospite da parenti con poche cose salvate in fretta. Davanti al capo dello Stato racconta la sua storia, simbolo di oltre 1500 sfollati. Gli ho detto abitavo, ormai non abito più, a 20 metri dal taglio. E anche lui giustamente si è dispiaciuto, mi ha detto: allora hai perso tutto. Sì, ho perso tutti i miei effetti personali, i miei ricordi. So tutto. Poco distante Roberto, architetto, non riesce a trattenere le lacrime. La sua abitazione è stata tra le prime a crollare. Il dolore riaffiora mentre prova a spiegare cosa significhi perdere tutto in un attimo: la casa, i ricordi e una vita intera. Speriamo che la prima cosa che facciano è il risanamento del costone, il convogliamento delle acque, perché è una cosa importante, perché fra 10-20 anni ci ritroveremo questa è la chiesa madre. Se ne andranno anche loro. Prima di lasciare la città, il presidente fa tappa nella scuola Mario Gori dell'Istituto Giovanni Verga, dove sono state trasferite le classi rimaste senza sede. Chiede sorridendo di non essere interrogato, strappando un attimo di leggerezza a chi, oltre alla scuola, in alcuni casi, ha perso anche la propria casa. Un gesto semplice in una giornata carica di significati. Per Niscemi resta la speranza che a questo abbraccio seguano risposte concrete, perché il tempo dell'attesa qui è già finito. E nel pomeriggio il Presidente della Repubblica è stato a Palermo e ha partecipato a un convegno con gli avvocati. Sentiamo Maglio Viola. Il Teatro Massimo di Palermo ospita la 9ª giornata dell'orgoglio dell'avvocatura palermitana e per l'occasione arriva anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua Palermo e fra i suoi amici avvocati. Una visita preventivamente annunciata, quella a Palermo del Capo dello Stato, che è stato ricevuto dal Presidente della Regione Renato Schifani, dal Sindaco Roberto Lagalla, dal Prefetto Massimo Mariani. È proprio lui, Mattarella, a consegnare le onoreficenze agli avvocati palermitani, ai principi del foro e a presidere
presiedere il giuramento dei giovani avvocati che accedono alla professione. In prima fila anche proprio il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ma non solo come autorità. Schifani infatti riceve una delle onorificenze per i 50 anni di professione legale, essendo iscritto all'albo proprio da 50 anni. Mattarella ha consegnato onorificenze anche agli avvocati iscritti da 65 e da 60 anni, oltre quelle per i 50 anni. Visibilmente emozionato il decano degli avvocati palermitani, l'avvocato Guido Corso, destinatario dell'onorificenza per i 65 anni di professione. Al suo arrivo al Teatro Massimo, il capo dello Stato era stato salutato da un lungo applauso tributatogli non solo dagli avvocati, ma anche dai palermitani, dai passanti e persino da alcuni turisti che si trovavano in zona, ai quali Mattarella ha rivolto un saluto prima di salire la scalinata del teatro. Tangenti per gestire le salme all'ospedale Cervello di Palermo. Dopo gli arresti domiciliari per 3 dipendenti della Camera mortuaria, arrivano ora altre 4 misure cautelari per gli impresari referenti di pompe funebri. Sentiamo Orazio Longo. Avrebbero pagato i dipendenti dell'ospedale Cervello di Palermo per la gestione delle salme e per accelerare le pratiche di dimissione anche mediante l'esecuzione, almeno in un caso, dell'elettrocardiogramma in luogo del medico. Gli agenti della sezione anticorruzione della squadra mobile, su delega della procura, hanno eseguito un'ordinanza del GIP con la quale sono state applicate misure cautelari dell'obbligo di presentazione negli uffici della polizia giudiziaria nei confronti di 4 titolari e referenti di imprese funebri locali accusati a vario titolo di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio connessi alla gestione delle salme dei defunti presso l'ospedale Cervello Villa Sofia di Palermo. Nei giorni scorsi erano stati posti agli arresti domiciliari 3 dipendenti della Camera mortuaria dell'ospedale indiziati di appartenere a un'associazione a delinquere finalizzata a reati di corruzione. 8 le imprese di pompe funebri finite nell'inchiesta. Il provvedimento cautelare giunge al termine di interrogatori preventivi e prende le mosse da un'indagine svoltasi nei primi mesi del 2024 con l'ausilio di numerose intercettazioni. Ci occupiamo adesso a Trapani, truffa all'Unione Europea per i fondi destinati alla formazione. L'ex senatore di Alcamo, infatti Nino Papania, è stato rinviato a giudizio con altri 9 indagati. Sentiamo Laura Spanò. 10 persone, tra cui l'ex senatore del PD di Alcamo Nino Papania, sono stati rinviate a giudizio dal GIP di Trapani, giudice Samuele Corso, con l'accusa di truffa all'Unione Europea. Nello stesso procedimento ha chiesto la messa alla prova Daniela Leotte e ha patteggiato 8 mesi l'ex allenatore di calcio Ignazio Chianetta, collaboratore dell'ente di formazione Cesifop. Al centro dell'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo e coordinata dai PM della sezione siciliana della Procura Europea Geri Ferrara e Amelia Luise, i centri di formazione Cesifop e Ires. Per l'accusa gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente quasi 9 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico Via, creato da Nino Papania. L'inchiesta dell'ottobre 2024 bloccò l'erogazione di ulteriori 2 milioni e mezzo. Il processo comincerà davanti al Tribunale di Trapani il prossimo 24 marzo. Torniamo sul muro crollato in via Nairobi a Palermo. Il carabiniere ferito sta meglio, ma dovrà ancora rimanere in ospedale. Le auto sepolte dai grossi costoni precipitati, si è rischiata così infatti la tragedia. Marco Gullà. Eccolo il momento esatto in cui il muro di via Nairobi a Palermo è crollato sulle auto in sosta, ferendo anche un uomo di 55 anni. Una tragedia sfiorata. Le auto sepolte dalle macerie, grossi pezzi di muro che hanno devastato le vetture. Poteva avere certamente conseguenze peggiori, per fortuna no. Il crollo del muro in via Nairobi, guardate, auto sepolte, anche un ciclomotore praticamente in mezzo a 2 auto, gente che si è salvata grazie al tempismo di scappare subito via dall'auto. Poi ad esempio i rifugi cosa mettiamo qua e andiamo scendendo. La mia figlia ha posteggiato e ha trovato questo. Questo signore ha posteggiato qua il tempo che è salito a casa, parabomba, e gli è crollato. In quella zona dove sono parcheggiate le auto c'è il divieto di sosta. Il muro fa parte del grande complesso dell'ASP di via Onorato, dove si trovano diverse unità operative. Sta meglio intanto il carabiniere rimasto ferito durante il crollo. Tanto spavento e diversi giorni di prognosi per le ferite riportate.
A Catania arriva un'onda verde contro gli ingorghi, ovvero semafori sincronizzati in via Vincenzo Giuffrida per migliorare la viabilità in uno dei tratti più congestionati della città. Sentiamo Tonino De Mana. L'hanno chiamata onda verde ed è il modo per fare defluire il traffico sincronizzando i semafori di Corso delle Province e quello che vedete alle mie spalle con l'angolo con via Gabriele D'Annunzio. Semafori sincronizzati per evitare ingorghi e rallentamenti. È entrato in vigore il nuovo piano viario messo a punto dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio del Traffico Urbano del Comune di Catania. L'onda verde, così è stata ribattezzata, permette ai mezzi in entrata di defluire rendendo più sicuro il tragitto, specie all'incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province, teatro in passato di gravissimi incidenti. Per me è un'ottima idea, perché evita lo stop di investire i pedoni, perché non si ferma nessuno allo stop. Ora col semaforo sono obbligati a fermarsi. In passato ci sono stati diversi incidenti mortali e questo garantisce un po' più di sicurezza. Più sicuro, più snello e meno rumoroso. Io lavoro qui, la cosa che ho notato fin da subito è c'è un po' più ordine, questo sì, e meno rumore. Vediamo come viene calibrato, secondo me finora anche la strada è molto libera. Dalle prime impressioni, pareri positivi, ma bisognerà aspettare qualche giorno per testare gli effetti. Per agevolare il deflusso delle auto tra le 7.30 e le 9.30 è stato disposto il divieto di sosta sul lato sinistro in modo da utilizzare entrambe le corsie di marcia. Restiamo a Catania, dove anche i vigili urbani salgono sui monopattini elettrici per controlli più veloci nel centro storico. Desiree Ferlito. Agenti in monopattini per presidiare il cuore della città. A Catania parte da Piazza Università il nuovo volto per la sicurezza urbana. La polizia locale sale su 2 ruote per controlli più rapidi ed efficienti. Il nuovo servizio Smart Polizia Locale presentato oggi è pensato per rafforzare la presenza degli agenti nelle zone a maggior affluenza. L'idea è quella di coprire uno spazio fisico maggiore in tempi molto rapidi e quindi essere più presenti, più vigili, più attenti in alcune zone del territorio dove questa presenza è ritenuta opportuna proprio per garantire un servizio di prossimità all'utenza. Grazie ai mezzi messi a disposizione in comodato gratuito da Lime, gli operatori pattuglieranno l'isola pedonale, la Villa Bellini e l'intero asse via Tnea dal Duomo a Sesicoro. L'obiettivo è garantire controlli più capillari e interventi tempestivi contro infrazione al codice della strada, abbandono dei rifiuti, accessi non autorizzati nell'area pedonale, occupazioni irregolari di suolo pubblico, accattonaggio molesto e disturbo della quiete pubblica. Chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia, quindi la presenza comunque di tutori dell'ordine in divisa, che siano poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, militari o la polizia locale, certamente è un forte incentivo che migliora quella condizione di percezione che molto spesso lascia un minimo di preoccupazione. Un progetto che punta a coniugare innovazione, sostenibilità e sicurezza urbana, aumentando il presidio del territorio nelle zone simbolo della città. Breve pausa, poi andremo a Canicattì nell'Agrigentino, dove è pronta una denuncia collettiva, oltre 2000 firme, per contrastare quella che è la crisi idrica che ormai va avanti da decenni. Oltre 2000 firme raccolte a Canicattì nell'Agrigentino contro la gestione dell'acqua da parte di AICA, la società che gestisce il servizio idrico locale. Davide Sardo. Oltre 2000 firme raccolte e una partecipazione che segna un punto fermo nella protesta contro la gestione del servizio idrico a Canicattì nell'Agrigentino. La raccolta si è conclusa con successo e adesso si passa alla fase operativa, una class action contro AICA, mentre cresce la richiesta di trasparenza su costi, turnazioni e qualità del servizio. Stiamo cercando tantissimo di riuscire a fare un tavolo tecnico affinché le forze politiche, gli enti, il sindaco, tutti coloro i quali sono attori di questa problematica si possano sedere attorno a un tavolo e possano pian piano risolvere i problemi della nostra Canicattì. 2 iniziative diverse nate in parallelo ma con lo stesso obiettivo: difendere i diritti dei cittadini e fare piena luce su anni di servizi e problematiche irrisolte. L'emergenza idrica è stata la scintilla che ha fatto esplodere un malcontento diffuso tra famiglie costrette a fare i conti con rubinetti a secco e forniture discontinue. Ora inizia questo cammino, qualcuno l'ha definito battaglia.
battaglia. Noi lo definiamo cammino, il cammino della verità è il cammino che ci porterà a sapere come e perché la nostra città deve continuare a soffrire, oltre che l'assenza dell'acqua, anche certe mortificazioni. Da un lato l'azione legale collettiva, dall'altro la richiesta di accesso agli atti per verificare procedure, scelte amministrative e responsabilità. L'iniziativa cittadina adesso si sposta nelle sedi competenti con l'obiettivo di ottenere risposte concrete e soluzioni definitive. A Sanremo adesso è già grande folla, anche se il festival prenderà il via domani. Le nostre dirette con Voci da Sanremo, tantissimi collegamenti a partire da Buongiorno Sicilia, poi telegiornali alle 14.30 su Telecolor e alle 19.30 a reti unificate su Telecolor, Antenna Sicilia e in streaming su Sicilia Web. Seguiremo tutto con le nostre inviate. Intanto a Sicilia 24 il cantautore Enrico Nigiotti. Sentiamolo. Enrico Nigiotti quest'anno sull'Ariston con una consapevolezza diversa, hai due bimbi, due gemelli che ti hanno fatto cambiare tanto e questo lo porti sul palco. Sì, diciamo che i figlioli ti cambiano un po' la camminata, il respiro. Porto sul palco una canzone che parla della mia vita, ma che è la vita di tutti, perché sono una persona assolutamente uguale a quegli altri e quindi cerco di descrivere un po' tutta la mia vita, un po' anche soprattutto le volte in cui si tocca al fondo ma alla fine si riesce a non cadere troppo, grazie appunto a quegli affetti, a quelle persone, a quegli occhi che quando le vai a pensare ti fanno in qualche modo risalire. Insomma, la vita è fatta è un roller coaster, come dicono gli inglesi, no? È un giro panoramico, è una montagna russa. Ci fermiamo una breve pausa, il calcio con gli impegni che attendono Palermo e Catania. Eccoci al calcio, il Palermo si gode del suo momento magico, rosanero quarti a 3 punti dal secondo posto che vale la Serie A. Domenica sfida Pescara. Marco Gullà. Corsa, gol, difesa solida ed effetto Inzaghi. Ecco i segreti del Palermo che quarto in classifica si ritrova a 3 punti dal secondo posto e quindi dalla promozione diretta. La vittoria netta e convincente contro il Südtirol ha ancora una volta messo in luce i progressi della formazione siciliana. È probabilmente in mezzo al campo che il Palermo ha fatto il salto di qualità. Coranocchia, ormai leader, autentico direttore d'orchestra. Poche stonature, il Palermo insegue la promozione giocando bene e soprattutto vincendo. Ma è già tempo di pensare al prossimo match di campionato che sarà domenica all'Adriatico contro il Pescara. Dobbiamo anche goderci questi 14 risultati, questo record. È giusto che la squadra si renda anche conto di quello che di buono ha fatto fino ad ora senza montarsi la testa. Poi da martedì prepareremo un'altra gara difficilissima perché lo vediamo, il Pescara nelle ultime 2 partite ha fatto molto bene, nulla è scontato e dovremo andare là a fare una grande partita. Inzaghi sta polverizzando i traguardi dei suoi predecessori con 51 punti in 26 gare, ha già fatto meglio di Corini nell'intero 2022-2023 ed è un passo dal sorpassare i punteggi finali di Dionisi e della coppia Corini-Mignani delle scorse stagioni. Il Catania vince anche se a fatica con il Giuliano e adesso si concentra sui big match di inizio marzo. 3 sfide decisive in 9 giorni con Salernitana, Benevento e Casertana. Marco Carli. Vittoria e numeri da record in casa, il tutto dopo una partita scorbutica con un primo tempo giocato male, ma il Catania con il Giuliano conquisti 3 punti grazie alla sua maggiore qualità, agli innesti di cui può giovarsi Toscano a partita in corso, uno di questi è D'Ausilio, autore dell'ennesima buona prestazione del periodo. Sì, guarda, il mister come ogni settimana dice di star concentrati, quindi io per questa maglia, per questa piazza finché sarò qui darò il massimo. D'Ausilio ha trascinato col suo gol e con la sua verve dopo che nel primo tempo gli etnei avevano subito il 4-5-1 in fase di non possesso dei campani, che valeva una superiorità numerica a centrocampo. Nella ripresa tutto cambia, con Jimenez dare qualità in mezzo e D'Ausilio appunto, oltre a Bruzzaniti e Forte, che si ferma dopo il gol. Questa è la notizia negativa per Toscano in vista della Salernitana, con Caturano che è mancato nelle ultime 2. Caturano pensiamo di recuperarlo. Forte, io in questi 2 giorni l'avevo visto un pochettino stanco, dai valori che vedevo, da quello che avevamo rilevato, avevo intuito che non avesse recuperato pienamente da queste 3 partite. Speriamo che non si sia fatto niente di grave perché ne abbiamo bisogno di Ciccio.
Con la Salernitana, che avrà in panchina Cosmi al posto di Raffaele, comincerà il ciclo terribile. Poi Benevento ancora in trasferta e Casertana in casa nel giro di 9 giorni. Il Catania si gioca tutto. Edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.